rapinato sul lungomare di Jesolo sotto la minaccia di un coltello, identificati dai carabinieri 3 baby bulli. Non si esclude siano gli stessi che hanno picchiato Zenzon, il padre di una delle loro vittime. Il sabato di traffico da Bollino Nero, maxi incidenti in A4 tra Meolo e Sandonà causa 12 feriti e manda in tilt il traffico verso il litorale, autostrada chiusa per 3 ore. E non è andata molto meglio a chi doveva raggiungere le località di montagna. Fin dall'alba coda all'uscita della 27 a Belluno, a Lemagna, Feltrina e a Gordina sotto stress. Solidarietà al sindaco Conte dopo la denuncia per la questione Autovelox è arrivata oggi dall'Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada, che assicura sostegno nella vicenda giudiziaria anche attraverso un proprio perito. Guastro al quadro elettrico blocca il funzionamento dell'impianto di depurazione, piscine comunali di Castelfranco evacuate. Arrestati dai carabinieri 2 giovani tunisini che hanno occupato abusivamente un immobile a Mogliano a fine giugno, episodio analogo a molta stessa sorte per un 26enne che ha forzato la casa di un pensionato. Ombrelloni, tende, tavolini, richieste sempre più pressanti e scontro tra commercianti trevigiani e sovrintendenza. I gestori dei locali chiedono regole certe e tempo per adeguarsi. 10 agosto, notte di San Lorenzo, tutti con il naso all'insù per vedere le stelle cadenti. A Treviso aperti i giardini del liceo scientifico per scrutare il cielo insieme agli astrofili di Vittorio Veneto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca, con la notizia di 3 baby rapinatori, 2 di questi trevigiani, uno originario del Pordenonese, che sono stati denunciati a Jesolo per avere derubato un coetaneo minacciandolo con un coltello. Resta da capire se ci siano relazioni con i fatti analoghi che si sono verificati nei giorni scorsi a Zenzon di Piave. Dacci tutto quello che hai, la frase che un minorenne si è sentito dire da 3 coetanei che lo hanno prima cerchiato e poi minacciato con un coltello. I fatti nella notte tra il 5 e il 6 agosto sul lungomare Sofia Loren a Jesolo, con i baby rapinatori che dopo essersi fatti consegnare una cintura griffata e pochi spiccioli sono scappati. Una fuga la loro che è durata ben poco. Gli agenti del commissariato di polizia sono riusciti infatti a rintracciarli e identificarli sempre nella città balneare. Si tratta di 3 soggetti giovanissimi, uno poco più che maggiorenne, nato a Treviso ma residente a Spilimbergo, gli altri 2 minorenni, uno di Treviso città, il terzo una ragazza dello Pitergino. L'accusa è quella di rapina e di loro si sta occupando anche la Procura dei minori di Venezia. Nei confronti dei 3 intanto sono stati emessi alcuni provvedimenti, un foglio di via da Jesolo per 3 anni per il maggiorenne e 2 DASPO urbani per i minori di 2 e 1 anno, misure che per il primo cittadino fanno la differenza. La cosa importante, e questo è quello che un po' diciamo, è che quando succede qualcosa che c'è la prontezza da parte delle forze dell'ordine di intervenire, questa c'è, ma soprattutto ci sia una politica di allontanamento dal territorio, in maniera tale che passi il messaggio chiaro che se uno vuole venire a Jesolo per fare casino, per commettere anche dei reati, non è benvenuto e in qualche maniera la paga. Resta da capire se i ragazzi in questione siano gli stessi che hanno colpito nelle sere scorse anche a Zenzon di Piave, sempre armati di un coltello, alla ricerca di spiccioli facili da usare alle giostre. Vittima in quel caso era stato un 60enne, papà di una ragazzina intimidita poco prima. Segnalazioni sono arrivate anche da Fossalta. In attesa di chiarire eventuali relazioni e incrociare le informazioni, da Jesolo si sottolinea come la maggior parte di reati commessi da minori, tra l'80 e il 90%, sia perseguito. Dal sindaco in vista del Ferragosto parte un messaggio chiaro. Questo è un messaggio che diciamo chiaramente: a Jesolo chi vuole venire a far casino o a non rispettare le regole non è benvenuto. E strage sfiorata questa mattina in A4 con un maxi incidente che si è verificato tra Sandonà e Meolo. 10 i mezzi coinvolti, 12 i feriti, il bilancio di un sabato da Bollino Nero per l'esodo di Ferragosto. È una brutta giornata oggi, c'è stato un incidente con 10 macchine qua fuori prima. Noi adesso siamo dei movieri, dobbiamo solo sistemare le macchine in modo che vadano dentro i caselli in base a come pagano, tutto qua. All'uscita di Noventa di Piave è stato il caos per buona parte della giornata, copione simile a nord-est in tutti i principali caselli della 4, a ridosso del litorale, dove al traffico da Bollino Nero dell'esodo ferragostano si è aggiunto un incidente che solo per miracolo non si è trasformato in strage. Una decina i mezzi coinvolti, 12 feriti, 2 quelli gravi. Il tamponamento tra Meolo e
San Donà ha portato alla chiusura del tratto verso Trieste per metà della mattinata, con uscita obbligatoria proprio a Meolo. Sul posto la mobilitazione di uomini e mezzi, con i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere 3 persone. I feriti, sia con ambulanza che elicottero, sono stati smistati tra Cafoncello di Treviso, All'Angelo di Mestre, Città del Piave e di San Donà, con i soccorritori Polstrada e personale di Autostrade Alto Adriatico. Se l'emergenza è rientrata verso mezzogiorno, le ripercussioni no, e chissà se questa coppia trevigiana è già arrivata a destinazione in Croazia. Abbiamo già messo 2 ore per arrivare qua. Quindi da Treviso a Cessalto? Sì. 2 ore? 2 ore circa, sì. Perché poi siamo entrati da un'altra parte dove era Roncade, l'altra entrata, e c'era l'autostrada bloccata per un incidente. Non è tanto diverso dagli altri anni, comunque speravo meglio. Assaltati gli autogrill, questo quello di Cessalto, soste obbligate per sfuggire alla calura. I volontari sono entrati in azione distribuendo bottigliette d'acqua. Alle pompe lo scenario di sempre, con il carburante ben sopra i 2 euro. Code si sono formate non solo in entrata ma anche in uscita dalle principali località balneari, con lo snodo di Bibione Lignano Latisana che resta un budello estate dopo estate. Un controesodo che comincia a essere un po' pesante, perché sia in ingresso da Bibione verso Venezia abbiamo fatto 7-8 km di coda praticamente per arrivare al casello, 5 km in 2 ore. 35 km in 2 ore. E adesso vediamo andando in là come va a finire, speriamo un po' meno, perché sennò quando arriviamo domani a casa. E poi c'è il nodo di sempre, quel tratto maledetto a 2 corsie che indigna e interroga. Sono anni che vengo in Croazia e anni, non so quanti, che ci sono questi lavori e non li finiscono, ma è possibile? Dai. Tratto maledetto e viabilità secondaria, estate dopo estate, la situazione non migliora, nuovo appello di istituzioni e categorie economiche, bisogna intervenire, ormai la situazione è al collasso. Anche un pessimo biglietto da visita per chi viene nelle nostre spiagge, qui Jesolo, Caorle, Bibione, poi Lignano, quindi è una situazione veramente deficitaria. Ricordo, qua siamo a San Donà, poi c'è l'uscita di Cessalto e poi il tratto friulano. Questa situazione praticamente è un pessimo biglietto da visita, perché anche banalmente fermarsi in autogrill e trovare questo disastro di auto, gente ore in coda, anziani e bambini in coda sotto il sole, è una situazione indescrivibile. È lo stesso sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, ad accompagnarci nell'incubo della 4 in uno dei giorni più trafficati dell'anno, quando tutti i nodi viari vengono al pettine. Il primo, quello del tratto maledetto, quelle 2 corsie che faticano a diventare 3, un problema soprattutto di sicurezza. Purtroppo in questo tratto, il cosiddetto tratto maledetto, siamo un'altra giornata d'inferno. Fortunatamente c'è il blocco dei camion oggi, quindi anche questa cosa un po' ci aiuta. Siamo tra San Donà e Portogruaro, proprio il tratto che manca, e queste sono le conseguenze. Altro capitolo, quello della viabilità secondaria. Manca un collegamento anche con la statale 14, che è quella che da Venezia porta a Trieste, importantissima in questi momenti per riuscire a dare sfogo. Un'uscita dal casello di Cessalto verso la statale 14 ormai è indispensabile. Chiedono nuovi collegamenti anche gli imprenditori, così Gabriele Iseppon, che ha la sua azienda a pochi passi dal casello di Cessalto. Ci sono dei progetti che adesso vengono un po' rispolverati, tipo il collegamento da questo punto in cui ci troviamo, di Cessalto, casello autostradale, un collegamento verso il San Donatese e il litorale, che sarebbe molto importante sia per il tessuto produttivo non solo della zona qui locale, quindi parlo di Cessalto, Motta Oderzo, ma di tutto un territorio del Trevisano, verso il San Donatese, e che potrebbe essere d'aiuto in queste situazioni. Ed ora la situazione del traffico in questa giornata di esodo ferragostano da Bollino Nero nel tratto autostradale gestito da CAV.
Le code in ingresso al casello autostradale di Mestre certificano un fine settimana da bollino rosso. Secondo le previsioni di CAV, concessioni autostradali venete, durante la settimana di Ferragosto dovrebbero esserci 1.350.000 transiti e quasi 700.000 solo in questo fine settimana. Sono numeri importanti, ma gestibili da una rete autostradale a 3 corsie per direzione di marcia. Code a tratti sono state segnalate in A4 tra Padova Est e il bivio A4 a 57 di Dolo in direzione Trieste e in uscita la barriera di Mestre, ma si tratta di fenomeni marginali. I problemi al traffico cominciano invece quando si verifica un incidente, anche non grave. Alle 10.30, ad esempio, sul passante in direzione Trieste c'è un tamponamento tra un camper e 2 automobili tra gli svincoli di Preganziol e della A27 Venezia-Belluno. Fortunatamente non ci sono feriti, ma subito si accumula una coda che raggiunge i 3 chilometri di lunghezza. Sullo stesso tratto, peraltro, poco prima un altro tamponamento aveva coinvolto un mezzo pesante e un'automobile, anche in questo caso senza feriti. Traffico intenso anche sul bypass A27 e A28, con code di circa 2 chilometri alla barriera di Cordignano e alla barriera di Portogruaro. Domenica sarà un'altra giornata da bollino rosso, con traffico intenso sulla A4 in direzione Trieste e il passaggio di quasi 170.000 utenti. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22. E quella di oggi è stata una giornata di traffico molto intenso anche verso la montagna, tra vacanzieri e gitanti in cerca di refrigerio sulle Dolomiti. Stamane traffico molto intenso e code in A27 da Pian di Vedoia in uscita dall'autostrada e poi in Alemagna fino a Fortogna, ma lunghi incolonnamenti si sono verificati stamattina anche sulla 203 a Gordina, con ingorghi per l'attraversamento di Cencenighe ed Alleghe e lungo la Feltrina, con code chilometriche tra Pederobba e Quero. Solidarietà al sindaco di Treviso Conte dopo la denuncia per la questione Autovelox. È arrivata oggi dall'Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada, che assicura sostegno nella vicenda giudiziaria anche attraverso un proprio perito. Manifestare la nostra vicinanza e il nostro impegno a difendere un obiettivo fondamentale, cioè noi dobbiamo cercare di prendere partito a favore della vita, e quindi quelle misure che ci sono per il controllo, per difendere proprio, come avevo detto, il valore della vita, cioè vittime zero deve essere il nostro obiettivo. Ecco, noi dobbiamo sostenerle. Questione Autovelox, solidarietà al sindaco di Treviso Mario Conte, denunciato assieme all'assessore De Checchi, al prefetto Sidoti e al comandante della polizia locale Gallo. A parlare è Giuseppa Cassaniti, presidente nazionale dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada. Dopo la perdita della figlia, a soli 17 anni, nel 97, si sta dedicando anima e corpo all'impegno per la prevenzione degli incidenti stradali e la giustizia per le vittime. Appreso della denuncia del sindaco, ha schierato l'associazione al suo fianco, mettendo a disposizione un proprio perito, il dottor Leopoldo Comparini, iscritto all'albo dei periti del Tribunale di Venezia. Questi Autovelox, siccome non sono omologati ma sono tarati, cioè tutta questa questione, che è una questione che si deve chiarire e si deve risolvere la questione, cioè anziché dare un aiuto, cercano di creare delle contestazioni per rendere più difficile la vita di uno Stato, cioè per creare disordine. Invece noi siamo finalizzati a far sì che, se c'è un problema, come per esempio il rapporto tra approvazione e omologazione, quello si può risolvere. L'associazione vuole collaborare con le istituzioni nell'interesse comune di fermare la strage sulle strade, che passa da tante azioni, anche quella degli Autovelox, non per fare cassa ma per far osservare le norme. L'obiettivo della nostra associazione è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti, e se vediamo che questa finalità non è ben compresa, non è ben, cioè la prevenzione non è proprio come si dice, priorità dello Stato, per noi è una priorità fondamentale. E siccome noi abbiamo sedi in diverse città d'Italia, io ho lanciato questa sfida nell'associazione, che ritorniamo a considerare l'impegno nel nostro territorio e promuoviamo una spinta per il cambiamento dal basso, cioè dai territori nei quali operiamo.
Una fiammata proveniente da una bombola di gas da poco ricaricata, siamo ora alla pagina della cronaca, ha gravemente ustionato al braccio un 50enne nella sua abitazione di via Peschiere a Ponte di Piave. È accaduto nella serata di ieri. Sul posto è stata fatta intervenire l'ambulanza del 118 con il malcapitato che è stato accompagnato al pronto soccorso per le analisi e le medicazioni del caso, mentre in via Peschiere sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Motta di Livenza per cercare di appurare le cause della fuga di gas e della fiammata che ne è derivata. Piscine comunali di Castelfranco Veneto evacuate nel primo pomeriggio a causa di un guasto all'impianto elettrico che ha mandato in tilt le pompe di depurazione. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Un'improvvisa fiammata, il quadro elettrico delle piscine comunali di via Re di Puglia si rompe mandando in tilt l'impianto di depurazione dell'acqua. Sono circa le 14 quando la società Re di Puglia Sport Center è costretta a far evacuare le piscine per motivi sanitari, poiché il danno si è rivelato serio e per mettervi mano è stato necessario attendere l'arrivo dei tecnici dell'Enel. Sul posto, oltre una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza l'impianto, anche la polizia locale di Castelfranco. In quel momento nella struttura erano presenti almeno un centinaio di persone. All'origine del guasto potrebbe esserci stato un surriscaldamento della centralina. Domani le piscine riapriranno regolarmente. La società comunica che chi oggi ha pagato il biglietto potrà essere rimborsato oppure tornare gratuitamente domani. Paura nella notte a Morgano, in via Campagna, per due giovani, un ragazzo e una ragazza finiti nel fossato con l'auto. Nell'impatto la vettura ha preso fuoco. Fortunatamente la coppia è riuscita a lasciare l'abitacolo in tempo mettendosi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la macchina. Sono intervenuti anche i sanitari del 118. Gli operatori hanno subito portato soccorso agli occupanti della macchina. Solo il guidatore aveva riportato lievi lesioni che non hanno però fortunatamente comportato il ricovero. Ha cercato di occupare abusivamente un alloggio sfitto di proprietà di un 70enne di Motta di Livenza. Un 26enne marocchino senza fissa dimora ha scardinato il pannello in legno che chiudeva l'ingresso, ma i carabinieri intervenuti sul posto lo hanno intercettato ed arrestato. Ieri invece sono tornati ad occupare un immobile a Mogliano due giovani tunisini che a giugno erano stati denunciati per il medesimo reato. Un 18enne e un 24enne di origini tunisine, gli stessi che a fine giugno erano stati denunciati per aver occupato abusivamente insieme ad altri connazionali un immobile dismesso in via dei Mille a Mogliano Veneto, sono stati arrestati dai carabinieri per violazione di domicilio aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in concorso. I due in via Casoni, sempre a Mogliano, hanno forzato gli infissi di un'abitazione temporaneamente non occupata per bivaccarvi. Allertati da alcuni cittadini, i militari dell'arma sono giunti sul posto trovando i due in evidente stato di alterazione psicofisica. Prima hanno opposto resistenza, poi hanno tentato di scappare, infine sono stati immobilizzati con la forza. Il giudice ha disposto per entrambi il divieto di dimora in provincia di Treviso e l'obbligo di presentazione 3 volte a settimana negli uffici di polizia a Mestre, località dove i due hanno dichiarato di dimorare. Già all'epoca dell'occupazione di via dei Mille per loro era stata avviata la procedura di espulsione. Trattenuti nel centro di permanenza per i rimpatri di Bari, erano stati rilasciati perché il giudice di pace del capoluogo pugliese non aveva convalidato il provvedimento. Rimane ricoverato in condizioni stabili nella terapia intensiva centrale dell'ospedale Cafoncello l'operaio 35enne che ieri a Caselle dal Tivoli è rimasto schiacciato da una ruspa che stava scaricando da una bisarca. L'uomo era impegnato nella posa della fibra ottica nelle vicinanze dell'agriturismo Le Vele quando il sistema di scarico dell'autocarro avrebbe ceduto innescando un effetto domino imprevisto. Al momento di essere soccorso l'uomo era cosciente, trasferito all'ospedale. Le sue condizioni, seppur gravi, lasciano sperare in un progressivo miglioramento. E continuano le ricerche di Naissa Torresan, 15 anni, di Treviso, scomparsa da casa dal 4 agosto. La ragazza è alta circa 1,72 m, corporatura normale, ha capelli castano chiaro con mesh biondi lunghi sino alle spalle e occhi azzurri. Al momento dell'allontanamento indossava dei pantaloncini neri, una canottiera grigia e scarpe Nike di colore bianco. Chiunque avvisti l'interessato possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112.
Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. Ci rivediamo tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo ora di carenza di lavoratori. A lanciare l'allarme oggi è la CGA di Mestre, che stima in Veneto manchino 1.500 camionisti. In 10 anni, pensate, si sono perse più di 2.000 aziende di autotrasporto. Mancano autisti e in forte diminuzione il numero delle aziende di autotrasporto, e dentro i prossimi 10 anni la metà di chi oggi guida un mezzo pesante andrà in pensione. Si stima siano 1.500 i camionisti che non si trovano sul mercato del lavoro in Veneto, perse oltre 2.000 ditte di autotrasporto. L'allarme lanciato dalla CGA di Mestre, che prevede nei prossimi 10 anni un futuro incerto per il settore del trasporto merci. Se consideriamo che l'80% delle merci viaggia su gomma, c'è il rischio che fra qualche anno tanti semilavorati e prodotti finiti non potranno uscire dai cancelli delle fabbriche dove sono stati realizzati, perché non ci saranno tir sufficienti a trasportarli a destinazione. Un problema che non riguarda solo il Veneto, ma che interessa anche tutta l'Italia e l'Europa. Un lavoro che per ritmi, lontananza da casa, stress e impegno fisico ha visto allontanarsi sempre più persone, anche per le barriere d'ingresso al mestiere. Per poter mettersi alla guida di un tir, infatti, serve la patente idonea, che ha un costo che si aggira intorno alle migliaia di euro. Una difficoltà riscontrata anche da Confartigianato, che da anni propone interventi e soluzioni. Sono 10 anni che denunciamo il problema. Abbiamo lanciato 2 proposte, le abbiamo lanciate 3-4 anni fa, le stiamo rilanciando, ma nessuno le prende sul serio. Quando ci sono persone in cassa integrazione, persone senza lavoro, il governo si faccia carico di fare dei corsi gratuiti per fare la patente. La seconda proposta è andare nei paesi del terzo mondo, formarli a casa loro, insegnargli un paio di lingue, italiano e inglese, dopodiché formarli per il lavoro. Non si trovano lavoratori nonostante la domanda ci sia. È questo il punto sollevato anche da Confartigianato, che stima che le imprese della marca abbiano perso 269 milioni di euro di valore aggiunto. A luglio, su 6.300 entrate previste di nuovi lavoratori, 3.446 hanno profili professionali difficili da reperire, pari al 54,7%. Le aziende non devono essere lasciate sole, sottolinea il presidente di Confartigianato Oscar Bernardi. È il momento di programmare politiche adeguate che coinvolgano il settore economico e sociale. Tante le pratiche che alcune aziende stanno mettendo in atto per trattenere il personale, dall'incremento dei salari attraverso super minimi alla flessibilità degli orari di lavoro, ma quanto si sta facendo, secondo Confartigianato, non è ancora abbastanza. In centro a Treviso, ora con la polemica sulle norme per i plateatici, dai colori degli ombrelloni ai materiali dei tavolini fino alle modalità di accatastamento delle sedie. I gestori dei locali chiedono regole certe, tempo per adeguarsi, ma soprattutto un regolamento accessibile per non dover buttare via gli investimenti fatti. Le piante, abbiamo le palme che non sono tanto, diciamo, non vanno bene con la porta, con quello che c'è nella porta. Appena mi arriva il mandato, insomma, devo togliere. All'ombra di Porta San Tommaso le sterlizie non ci possono stare. A Neps, locale hamburgeria, il comune ha intimato di rimuoverle. Il Bottegon, locale di rimpettaio, ha dovuto invece eliminare le botti che venivano usate come tavolini. Davanti a Porta San Tommaso l'Accademia delle Belle Arti ha detto che non sono belle da vedere, ci hanno fatto mettere i tavolini in ferro. Pino ha dovuto cambiare gli ombrelloni, la rifinitura che ricalcava quella delle tende da sole non andava bene. Sovente la sovrintendenza ha contestato la modalità di accatastamento delle sedie a locale chiuso. In alcuni casi, come quello del COS 51, i titolari si sono già dovuti adeguare. E sono almeno una decina i locali che saranno costretti, con le nuove indicazioni della sovrintendenza, ad apportare dei cambiamenti. Dal canto loro i titolari di pubblici esercizi si dicono disponibili, ma chiedono regole certe. Basta che ci diano, insomma, un format esatto di pianta che vogliono, che piace, che possa piacere, e, insomma, risolveremo così. Comunque solidali nei confronti dei nostri colleghi, e speriamo di non subire, appunto, post-Covid ancora
limitazioni, modifiche per estetica riguardo i plateatici. In molti casi ad essere contestata è l'occupazione degli spazi. C'è chi, come le ragazze del bar Teatro Dolphin, quest'anno ha rinunciato ad allargare il plateatico estivo. 3 mesi per 2 metri quadrati costano 2.000 euro. Ai Buranelli, locale Turbo Ragazzi, deve spegnere la musica alle 22 e ritirare il plateatico alle 22.30. Il risultato, ci raccontano, del braccio di ferro con i residenti. Insomma, il malumore in città è evidente. La categoria si dice pronta, ma chiede tempo e soprattutto invoca un regolamento quadro in cui le regole siano condivise, chiare e uguali per tutti. Non ci sono regole certe e non è possibile neanche accedere a delle informazioni guida da parte, diciamo, dell'utente o del nostro associato. Va fatta una revisione, però non può essere calata dall'alto e soprattutto come fossimo nel Settecento. Credo che oggi, ribadisco, anche la sovrintendenza abbia il diritto e il dovere di utilizzare il dialogo come forma per realizzare praticamente poi i contenuti da rispettare. Torna stasera a Cessalto la manifestazione Luci sul Brian, giovani volontari al lavoro per una tradizione lunga 70 anni. Il tema di quest'anno è Hollywood. La nostra opera rappresenta lo Stargate, famoso film del 1994, e volevamo rappresentare con lo Stargate un viaggio in più dimensioni. Ad esempio nel film so che vanno in Antartide, quindi noi la rappresentiamo come un po' un viaggio che ne abbiamo fatto da Ceggia per portare il nostro portale, il nostro Stargate qua a Cessalto. È un viaggio di pochi chilometri, ma all'insegna della condivisione e dell'amicizia, quello intrapreso anche con la fantasia dai ragazzi del Carnevale di Ceggia, che si preparano così a navigare le acque del Brian per l'ormai caratteristica sfilata in notturna nel cuore di Cessalto. Abbiamo lavorato in quasi 10 ragazzi, un po' smistati nelle serie, di solito siamo 5-6 a sera, e ragazzi dai 15 ai 20 anni, tutti giovani. Luci sul Brian è un evento che ormai fa parte del Ferragosto cessaltino da quasi 70 anni, come spiega una volontaria, Marica. L'iniziativa è partita da un medico veterinario che ha osservato la barca di un pescatore che scendeva al fiume Brian in occasione del Venerdì Santo ed era illuminata con delle luci, e da lì ha deciso di riproporla come un momento di festa e di renderla una manifestazione. La prima barca era una piccola barca a forma di cigno, seguita da 2 barche, 2 zatteri in realtà, con a bordo dei cantori e dei suonatori, e da lì negli anni insomma le costruzioni direi che sono aumentate e si sono perfezionate. Quest'anno abbiamo il tema Hollywood e questo è ciò che abbiamo realizzato. Sfileranno da questo punto qua fino al ponte in piazza, dove rimarranno tutta la notte, e domani sera ci sarà un'altra sfilata alla stessa ora di questa sera. Atmosfere hollywoodiane quindi a Cessalto per il fine settimana, un momento per ritrovarsi e festeggiare l'estate senza per forza andare al mare. Vi aspettiamo questa sera e domani sera. 10 agosto, notte di San Lorenzo, tutti con il naso all'insù per vedere le stelle cadenti ed esprimere un desiderio, previsto cielo terzo. La maggiore concentrazione di stelle è prevista però per le notti del 12 e del 13 di agosto. Naso all'insù questa sera per le stelle cadenti, 10 agosto, notte di San Lorenzo. Nonostante il caldo, il cielo si prevede terso, con qualche possibile velatura che non dovrebbe disturbare la loro ricerca per esprimere un desiderio. Al Liceo Da Vinci di Treviso, come ormai da tradizione, verranno aperti i cancelli e con l'associazione Astrofili, con telescopi e spiegazioni, si guarderà il cielo in compagnia. Per capire in quale zona del cielo dobbiamo guardare, bisogna guardare in direzione della costellazione di Perseo, che però comunque sorge abbastanza tardi, sorge dopo le 23-23:30 di sera, però prima che si alzi un po' si arriva a luna di notte. Il massimo l'abbiamo nella notte tra il 12 e il 13 prossimo. Poco importa, quello che conta è mantenere la tradizione. Notte, quella di oggi al Da Vinci, aperta a tutti e senza barriere architettoniche. Sarà infatti il giardino dell'istituto ad ospitare curiosi e i 4 telescopi che verranno installati dagli Astrofili. Si è chiamata la sera delle stelle cadenti, però le stelle non cadono, sono stelle che cadono.
Praticamente l'orbita terrestre attraversa quello che è un residuo di una cometa che orbitò nei pressi della Terra, incrociando l'orbita terrestre nel 1882. Ha un periodo di circa 133 anni. Queste polveri vengono rilasciate lì in quella zona e restano là. Ogni qualvolta la Terra attraversa correndo lungo la sua orbita, attraversa, incrocia questa zona in cui ci sono questi sciami meteorici, residui cometari, questi nell'alta atmosfera creano questi processi di ionizzazione. Evento che apre le porte della scuola anche d'estate in attesa della costruzione di un osservatorio scolastico. Il progetto è quello di costruire un osservatorio, progetto che sta andando avanti nei tempi stabiliti. Un piccolo osservatorio della scuola e vorremmo appunto che il liceo diventasse una specie di polo per l'astronomia. Spazio orale notizie da Belluno e provincia. E apriamo la pagina di Belluno con una tragica notizia. È morto infatti improvvisamente all'età di 82 anni il sindaco di San Nicolò Comelico, Giancarlo Ianese. Era stato rieletto lo scorso 10 giugno per l'8ª volta, cordoglio diffuso in tutta la provincia. È morto il sindaco di San Nicolò di Comelico Giancarlo Ianese, aveva 82 anni. La notizia si è diffusa rapidamente questa mattina in Comelico e ha fatto il giro della provincia. Ianese sarebbe stato colto da malore mentre si trovava seduto sul divano di casa. Era l'amministratore pubblico dei record Giancarlo Ianese, 8 volte sindaco di San Nicolò sin dalla metà degli anni 70, l'ultima rielezione lo scorso 10 giugno, ma anche vice sindaco e consigliere comunale, oltre ad essere stato presidente dell'Unione Montana Comeliana per ben 7 mandati. Se c'è una figura che ha incarnato il senso delle istituzioni e al contempo anche uno sconfinato amore per il territorio, è lui, Giancarlo Ianese, scrive nel suo messaggio di cordoglio il presidente della provincia Roberto Padrin. Di lui colpiva il profondo senso del dovere, la passione infaticabile con cui ricopriva l'incarico da sindaco di San Nicolò e da presidente dell'Unione Montana Comelico. In una recente intervista aveva espresso un concetto tanto schietto e ruvido quanto reale, che se non si trovano più persone disposte a fare gli amministratori nei piccoli comuni è perché un sindaco deve risolvere i problemi, ascoltare la gente, avere a cuore il bene pubblico ed essere sempre presente. Ecco, Ianese era sempre presente, ricorda Padrin, e a lui si uniscono tutti i rappresentanti delle istituzioni locali. Una delle ultime battaglie per la sua gente e la sua terra, quella per evitare la chiusura della Galleria Comelico, i cui lavori inizieranno ai primi di settembre. La battaglia di Alt Velox, l'associazione tutela utenti della strada, non si ferma. Una nuova denuncia querela è stata depositata ieri pomeriggio nei confronti della comandante della Polizia Stradale di Belluno, Luciana Giorgi. Omissione dati d'ufficio, falso in atto pubblico e falso ideologico, truffa. Alt Velox non si arrende e prosegue la sua battaglia contro gli autovelox che secondo l'associazione tutela utenti della strada non possono essere utilizzati sulle strade del comune di Belluno dove sono stati installati. E stavolta, dopo la denuncia querela presentata a metà luglio nei confronti del sindaco e vice sindaco, del comandante della polizia locale, di 3 vigili, del segretario comunale, dell'ex prefetto Savastano, a finire nel mirino sono la comandante della Polstrada Luciana Giorgi e il sostituto commissario della polizia Elio De Mas. La denuncia nei loro confronti è stata formalizzata ieri pomeriggio alla stazione Carabinieri di Belluno. Sono anni che stiamo chiedendo alla polizia stradale, come alla prefettura di Belluno, i dati precisi sull'incidentalità di alcune strade, tratti di strada, dove sono installati gli autovelox nella provincia di Belluno. Alt Velox ha reiterato la richiesta di conoscere i dati degli incidenti accaduti laddove sono stati installati gli autovelox e nelle immediate vicinanze, come prescrivono le direttive ministeriali, ma le risposte sono state ritenute insoddisfacenti e non pertinenti al quesito posto. Sono dati che non ci interessano e sono inutili ai fini dell'autorizzazione dell'autovelox. Allora, siccome abbiamo inviato numerose istanze di accesso agli atti e a queste numerose istanze mai una volta sono stati dati i dati riferiti a quello che è stato chiesto, abbiamo ritenuto che a questo punto sia la Procura della Repubblica che deve
capire se questi dati esistono. C'è un precedente a sfavore di Altvelox ed è una sentenza del Tribunale di Belluno che le scorse settimane ha dichiarato legittimo l'autovelox installato in via Marisiga, che però non ha fatto desistere l'associazione. È proprio, ecco, lei ha detto proprio una cosa giusta, è proprio in ordine a quella sentenza del Tribunale di Belluno che noi stiamo chiedendo questi dati, perché noi siamo sicuri, visto che i nostri dati sono stati persi, e il giudice non ha ritenuto neppure fare denuncia querela di quei dati persi, ha fatto riferimento esclusivamente a dei dati che ha fornito il Comune di Belluno. Il Comune di Belluno però ci risponde che i dati sull'incidentalità non sono cosa che riguardano il loro ufficio. Contestualmente alla denuncia presentata nei confronti della comandante della stradale, Altvelox ha scritto al prefetto che lo scorso 1° agosto ha preso l'associazione, ha convocato l'Osservatorio Provinciale per la Sicurezza Stradale. A Rocco Berton si chiedono lo studio di analisi sull'incidentalità degli ultimi 5 anni, documenti completi riferiti al piano urbano del traffico e al piano generale del traffico urbano del Comune di Belluno, oltre al piano del traffico per la viabilità extraurbana. Io mi chiedo perché non siamo stati convocati anche noi per un confronto. Il confronto non c'è, allora resta la procura. Che cosa dobbiamo fare? Caro Rette, al convitto Sperti di Belluno è stato raggiunto un accordo tra provincia, diocesi e consorzio BIM per aiutare le famiglie degli studenti delle terre alte costretti ad alloggiare in città per frequentare le scuole del capoluogo. Per il prossimo anno scolastico è stato deciso di istituire un voucher con il quale le famiglie potranno sostenere i maggiori costi previsti a loro carico dalla gestione dello Sperti. Le rette sono passate da 520 a 680 euro mensili e il 180 euro di differenza saranno coperti grazie ad un fondo messo a disposizione congiuntamente da provincia e consorzio BIM, che contestualmente hanno chiuso anche l'accordo per il pregresso, 45.000 euro che saranno erogate all'opera diocesana che lo scorso anno scolastico aveva contribuito a tenere basse le rette. Code e traffico intenso nel weekend più caldo dell'estate, ne abbiamo parlato in apertura di questo telegiornale per appunto questo fine settimana che anticipa il ponte di Ferragosto, montagna presa d'assalto dai turisti in cerca di refrigerio. A loro i consigli sempre validi del soccorso alpino per affrontare le vacanze senza correre rischi. Chiediamo di avere un'attenzione particolare nel preparare la gita, nel valutare il tipo di sentiero, non forziamo la mano, specialmente i primi giorni che veniamo in Dolomiti, cerchiamo di farlo con progressione, abituando il nostro corpo anche ad un ambiente che non è quotidiano. Un invito a valutare razionalmente un'escursione per affrontarla nel modo migliore. Sono i giorni che anticipano il lungo ponte di Ferragosto e la montagna è presa letteralmente d'assalto dai turisti, troppo spesso impreparati, come abbiamo ampiamente documentato nelle cronache degli ultimi mesi. La cosa più importante da portare è la testa, che serve per preparare lo zaino e per pianificare una gita scrupolosamente, con la consapevolezza delle proprie capacità e delle condizioni fisiche e con una attenzione particolare alle condizioni meteo. Bisogna avere al seguito le dotazioni di base, chiediamo, quindi una giacca a vento, un telo termico, un ricambio anche, e sapere che può cambiare. Quindi noi chiediamo e diciamo sempre di anticipare le gite al primo mattino, perché poi il formarsi dei cumuli nel pomeriggio può causare dei temporali, anche quando ci sono giornate di sole, ricordiamolo. Quindi facciamo attenzione, anticipiamo la gita, arriviamo al rifugio, mangiamo e rientriamo al primo pomeriggio. Buona norma indossare un copricapo, portare una crema solare ad alta protezione e liquidi. L'idratazione è fondamentale, bere, sorseggiare ogni 15-20 minuti anche se non abbiamo la sensazione della sete. Questo è fondamentale specialmente quando camminiamo con un irraggiamento solare importante, quindi cerchiamo di anticipare. Preparare la gita, valutare il sentiero, non forzare la mano, specialmente nei primi giorni di vacanza. Nel momento in cui uno si trova in difficoltà, prima che la difficoltà sia irreversibile, è meglio rinunciare? Bisogna saper rinunciare, il problema è capire quando si arriva a quel momento, quindi chiediamo di avere un'attenzione particolare, specialmente ai capi gita, alle mamme, ai papà. Ricordiamo che la gita va tarata sul meno ambiente a quel tipo di territorio, quindi tariamo queste gite sulla persona meno ambiente, quindi cerchiamo che diventi un divertimento, deve rimanere un divertimento. Poco dislivello, poca distanza, rifugi,
sono disponibili, è un punto d'arrivo e quindi buoni GT a tutti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le nostre previsioni del tempo. Arrivederci.